Bentornati, mi sono appuntamento con le previsioni meteo. Anticiclone subtropicale di matrice africana che conquisterà il nostro territorio a partire dalla giornata di giovedì, e dunque arriveremo ad avere una nuova ondata di caldo intenso, ma attenzione perché prima, nella giornata di mercoledì, avremo un avviso importante per quanto riguarda la probabilità di precipitazioni temporalesche che avverranno già dalla nottata sui settori dolomitici, proprio per l'arrivo di un fronte umido che riuscirà ad agire, a entrare anche sulla pianura padana occidentale. Andiamo a vedere quindi quello che si prospetta. Vedete l'espansione dell'alta pressione, insomma, verso l'Europa centrale, procederà insomma nei prossimi giorni. Tra giovedì e poi sabato avremo il picco poi di questa ondata con temperature massime in deciso rialzo, ma mercoledì l'avviso che questi ultimi fenomeni di instabilità, proprio per l'umidità in ingresso da nord-ovest di matrice atlantica, porterà sulle zone alpine e quelle prealpine, specialmente quelle orientali, come vedete sulle Dolomiti e anche sulle prealpi venete, la possibilità di fenomeni a carattere temporalesco almeno fino al tardo pomeriggio. Poi invece i temporali potranno interessare, come vedete nelle zone in arancione, anche il Piemonte occidentale e la Lombardia. Queste le zone un po' più soggette al rischio di una nascita di una supercella nel corso del pomeriggio, proprio per il Cape, che sarà un po' più elevato, oltre i 1000, quindi un'energia potenziale un po' più elevata, e con la contribuzione anche dei venti orientali. Di conseguenza questa è l'area un po' più soggetta al rischio di grandinate di medie dimensioni, ma da giovedì il tempo, come vedete, tornerà stabile da nord a sud, temperature in notevole aumento, e quindi la seconda parte della settimana vedrà l'anticiclone protagonista, con cielo nel contesto sereno, poco nuvoloso dappertutto, a parte qualche isolato piovasco possibile sull'Appennino settentrionale e sulle zone alpine, ma nulla di che altrove. Questa durata del caldo durerà un bel po', e temperature, come vedete, saranno soggette a notevole rialzo, picchi anche fino a 37-38 gradi sulle zone interne del sud Italia. Poi vedete, fino alla giornata del 12 assisteremo a questo promontorio anticiclonico che da sud porterà un'ondata di caldo importante, mentre l'aria umida e instabile, quindi le perturbazioni, rimarranno relegate solo sul nord Europa, e dunque l'anomalia termica risentirà particolarmente la nostra penisola e quindi gran parte dell'Europa, con questo blocco ad omega che si potrebbe creare durata almeno fino al 14 di agosto. Queste sono le prime conferme che giungono. Bisognerà invece vedere dopo, attorno insomma a Ferragosto, come potrà presentarsi l'evoluzione, ma dal punto di vista degli ultimi aggiornamenti l'anticiclone potrebbe durare veramente un bel po' di tempo e portare anche picchi fino a 40 gradi proprio da Ferragosto in poi sulle regioni del centro e del sud Italia, ma ne riparleremo vista la distanza temporale. Seguiteci sempre.